ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 13:15. Come tardi, come estremamente tardi, esclamò il coniglio estraendo l'orologio dal panciotto. Andiamo subito all'ora di corsa. Intanto i convenevoli formulaici insieme alla meravigliosa Sveva assisa veramente con grande dominio ed egemonia sulla tolla di comando e regia tecnica. Ormai non ha più i microfoni, i mixer non hanno più misteri per lei. No, davvero brava, appena ha cominciato la prima settimana da sola e bisogna perché Sveva, te lo dice un vecchio, ogni tanto bisogna farsi i complimenti, altrimenti non te li fa nessuno. Davvero brava, quindi benissimo. Bravi voi se ci state seguendo, ma anche se non ci state seguendo, però è meglio se ci state seguendo. Se ci state seguendo potete intervenire in diretta a partire da questo momento 02 92 94 7222. Questa è la tastiera magica per parlare e dire la vostra, lo speaker corner dedicato agli ascoltatori di Radio Libertà. 340 670 9659 invece il servizio dei WhatsApp sempre a vostra disposizione. I convenevoli formulaici, per dirvi che insieme a Sveva siamo a 137 metri sopra il livello del mare. Temperatura, la commissione interna ci dice 24,5, mentre esternamente sono 7 gradi centigradi e sempre sopra lo zero, 58% umidità, 1031,5 millibar la pressione. L'abbraccio forte 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 alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela, alla signora Clotilde. Loro ci seguono dal canale ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Ma non è finita, perché potete seguirci con la radio DAB, che ormai è diffusissima, sta prendendo il posto proprio della FM. Da qui a poco credo c'erano delle norme che prevedevano nel corso dei prossimi anni la chiusura proprio dell'FM. Poi naturalmente avete l'applicazione iOS Android formidabile, con i vostri cellulari potete seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre dell'orbe terracqueo Dixit Conte Giuseppi. E poi ancora Twitch, il social di ultima generazione, e il profilo Facebook indispensabile per orientarvi attraverso i nostri programmi. Lì potete trovare ogni giorno, destinati alle donne e agli uomini di buona volontà, le sinossi delle interviste che poi ascolterete nel corso di Oltre la Pagina, che oggi è venerdì, quindi c'è una versione XL anziché XXL che giorno è Oltre la Pagina. Quindi oggi Oltre la Pagina inizia alle 14 anziché alle 13:35 e comincerà con un'intervista prevista all'interno di qui Parlamento con l'onorevole Simona Loizzo della Commissione Cultura Montecitorio. Questo allora è il momento in cui presentiamo le interviste del Oltre la Pagina. Dunque è passata alla Camera, è passato il decreto cultura 149 sì, 98 no. È in prima lettura, quindi passerà al Senato, poi ritorna indietro, poi è così che funzionano le cose. All'interno di questo decreto
il ministro Giuli ha scelto una definizione piano Olivetti per la cultura. Poi bisogna vedere se ci sarà la sostanza, e noi lo chiederemo a Simona Loizzo. La Lega comunque sostiene questo decreto legge, comunque valorizzazione delle biblioteche, promozione della filiera libraria, rigenerazione culturale delle aree periferiche, e poi ancora apertura delle librerie per gli under 35, la valorizzazione degli archivi, agevolazione per la vendita di libri nei piccoli centri, e poi la cooperazione con l'Africa e il Mediterraneo allargato, poi 10 milioni per l'editoria cartacea, facilitazioni per gli spettacoli dal vivo. Insomma, c'è un pacchetto che riprende anche vecchie, diciamo, misure come la Carta della Cultura Giovani e la Carta Merito. Quello che non c'è invece era quello che la Lega aveva chiesto inizialmente e poi è stato ritirato, cioè non rendere non più vincolante il parere delle soprintendenze sulle opere in zone sottoposte alla tutela paesaggistica. La Lega l'aveva presentato, è stato il ministro a dire di no, a non volerlo. Quindi questo cosa significa? La Lega chiaramente non va in conflitto con un ministro del suo governo, però cosa fa? Probabilmente, lo chiederemo a Simona Loizzo, questo diciamo emendamento verrà presentato in altra sede attraverso una proposta di legge ad hoc, quindi al di fuori del decreto cultura, quindi al di fuori degli spazi dove il ministro diciamo deve avere necessariamente un controllo delle operazioni. E invece non cambiamo niente, restiamo sul fronte dei libri. Lo faremo perché al venerdì chiudiamo la settimana con Parola di Scrittore, lo sapete, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. C'è un ritorno con Chiara Forlani, scrittrice anche più volte premiata. Il ritorno è suo, ma anche del protagonista del suo ciclo di romanzi. E il poker, Andrea Malvezzi fa Poker, il Foresto, quindi il romanzo si intitola Morte al faro, le indagini del Foresto. Tanto io ho sbagliato, ho scritto Foresto con la F minuscola. Ambientato nel Comacchio, nella foce, la foce credo sia, o il delta, no, la foce del Po, e quindi Goro. Questa vicenda, senza spoilerare troppo ovviamente, ne parleremo con Chiara Forlani. Io ho trovato anche alcuni commenti dei lettori, e il Foresto ha bucato proprio, nel senso non mascherano lettrici e lettori l'affezione, si sono affezionati a questo personaggio. Dimenticavo un particolare non di secondo piano. Questo ciclo di romanzi è ambientato negli anni 50, quindi nelle nebbie padane degli anni 50. C'è una foto, girava anni fa una foto proprio di quelle zone di Goro e Comacchio, una nebbia pazzesca, incredibile, unica. Lo stesso personaggio è il Foresto, che è un barcaiolo che aiuta il maresciallo dei carabinieri Romolo Zeri, perché ha un grande intuito. È un personaggio complesso che convive con un proiettile conficcato in testa che non si può estrarre, che praticamente ha ricevuto come eredità dall'esperienza triste nella seconda guerra mondiale. Anche in questo caso si parla di eredità, e mi fermo qui perché altrimenti spoilerò troppo. E andiamo invece adesso ad anticiparvi quello che vi attende nei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Ci sono anche i rilevamenti demoscopici. Non me ne ero mai accorto, ma nella presentazione, secondo
quando dice rilevamenti demoscopici, Vincent, che è un professionista di primo ordine, un pochino, io lo conosco bene, un pochino, perché rilevamenti demoscopici è un po', insomma, vuole anche essere un po' spiritosa come definizione. So che i ragazzi, i giovani, nuovi tecnici sorridono sempre quando si parla di rilevamenti demoscopici. Lorenzo Sveva preferiva i sondaggetti. Invece, per quanto riguarda l'offerta musicale, piombiamo nel pieno degli anni 70 con un gruppo che forse alcuni ricorderanno, Malo Kintyre, fu un grandissimo successo. Il gruppo era il gruppo dei Wings e naturalmente il loro leader era il motivo di grande interesse, perché era Paul McCartney. C'era anche la moglie, che poi è morta qualche anno fa, e ebbero, diciamo, un periodo di successo, una musica che si rifà molto un po' anche alla tradizione inglese, con alcuni successi che sono rimasti. E poi sentiremo un brano, sentiremo gli Status Quo, un gruppo che anzi, ti do subito, ti chiedo, Sveva, di preparare per le 14, prima di qui Parlamento, prepariamo gli Status Quo, perché è è un rocchettone molto popolare, non so se fosse i primissimi anni 80 o fine anni 70. Questo è quello che vi aspetta dal punto di vista musicale. Andiamo avanti. Allora, abbiamo qui c'è Ergastolano trasmette su TikTok dal carcere. Questo è un allora, sì, c'è una telefonata. Allora, intanto qui non vedo, comunque non mi sorprende, poi vi racconto sul fatto di quello che succede in carcere. La parola chi ce l'ha intanto? La prima telefonata della giornata per quanto mi riguarda. Pronto? Oh, ecco, proprio la prima. Buongiorno. Intanto che Sveva ti prepara un po' le cose, io ti posso promuovere una interessante iniziativa, che è questa. A quella guardia giurata che ha sparato e ha impedito il furto nell'appartamento lì a Roma, il Presidente della Repubblica dovrebbe subito conferire la croce al merito. Ditelo questo chiaramente. Grazie Pellegrin, buon lavoro. Grazie all'ascoltatore. Penso che è un mio vecchio cruccio, che loro a sinistra difendono tutto, difendono chi merita di essere difeso, ma difendono anche i puzzoni. Bisognerebbe cominciare che anche a destra si facesse altrettanto, anche perché un agente che impedisce un furto, io sono d'accordo con l'ascoltatore, merita un premio. Allora, aspetta, Pellegrini, allora, sai che tu sei un paresiarca ed è quello che dici. Allora, quando io sento dire servitori dello Stato, signori, chi indossa la divisa lo fa per uno stipendio, sia chiaro? Perché io sono anche stufo di tanta retorica. Ah, i nostri eroi sono pagati, non sono pagati abbastanza, sono pagati poco, e spesso i rischi che corrono sono anche sono superiori, però guardate che anche io purtroppo ne sono testimone, anche in fabbrica, con stipendi da fame rischi la salute. Io mi sono rovinato un piede in fabbrica, quindi detto questo, il loro compito è molto delicato. Secondo me, dopo la sanità, la sicurezza, sanità, sicurezza e istruzione sono le tre assi portanti, e quindi quando un poliziotto, un carabiniere impedisce un furto, merita un premio, così come se in fabbrica la produzione aumenta, di solito l'imprenditore, il paron intelligente dà il premio. Così dovrebbe essere nei confronti degli agenti, anche perché spesso e volentieri per fermare un farabutto rischiano la vita, e dopo non solo rischiano la vita, poi si ritrovano magari presi di mira dai centri sociali che li vogliono picchiare. Detto questo proprio con la massima laicità, perché ho detto lavorano per lo stipendio, e ci mancherebbe che lavorassero per i sentimenti, perché è così che si diventa, è grazie allo stipendio che si diventa professionisti, non grazie alla volontà divina.
Allora, siamo prossimi alle 13:30. Dicevo, avevo letto, poi avevo anche sentito, eccetera, che entra di tutto. Per esempio, quella ragazzotta che si era lamentata perché l'avevano perquisita, le avevano fatto fare gli squat senza mutandine, eccetera, eccetera. Ecco, se sulle cronache è capitato di leggere che entravano cellulari in cella nascosti nell'ano, infilati nell'ano. E non solo, perché una volta ho sentito un giornalista che ha detto: ma cosa volete che ci stia dentro la zona anale?" Allora, se andate a informarvi nei pronto soccorsi, nell'ano si trova di tutto, bottiglie, ma non bottigliette, bottiglie da litro, eccetera. Parlate con qualcuno dei pronto soccorso in privato, eccetera, come è successo a me. Ti raccontano quello che hanno estratto dall'ano delle persone. Non è un discorso volgare, è un discorso proprio tecnico questo. Quindi, quindi un criminale è un criminale, non ragiona secondo i percorsi che siamo abituati ad avere noi, e quindi noi mai ci metterebbe, mai a nessuno di noi credo ci verrebbe in mente di usare in quella maniera le nostre parti intime, però invece succede, è cronaca, non è fantasia. Ed è per quello che ci sono quelle perquisizioni, non ho sentito polizia cilena. Ma vai, vai, vai. Vai alla pausa perché sto parlando troppo.
E allora, bla bla, Radio Libertà, che giorno è? In simultanea, quando sono scoccate le 13:36. Ma chi è poi quello alla fine? Quello del telefono? Perché c'era, no, Marconi, quello della radio o quello del telefono? Perché per gli inglesi l'inventore del telefono è Bell. Poi io sento sinceramente nazionalismi e patriottismi che mi fanno un po' sorridere. Non mi piacevano quando ero ragazzo, nemmeno adesso, perché si era scatenata una guerra culturale, perché non so se Cipro o la Croazia avevano rivendicato la nascita di Marco Polo, quindi non sarebbe stato veneziano, e a Venezia sui giornali, questo è successo pochi anni fa. Per me questo non ha tanto senso, comunque sta di fatto che che ho sbagliato, perché non è il genetriaco di Bell è tra una settimana quello. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 19° giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti invece siamo in un venerdì, Veners 7 di febbraio, anno domini 2025 o 2025 che dir si voglia. Thomas More, o Tommaso Moro come si diceva spesso in Italia, italianizzando. In noi boomers ci siamo confrontati ancora con l'eredità fascista che italianizzava tutto. Comunque siamo tra il 1400 e il 1500. Umanista e anche politico è stato, da ciascuno secondo le sue facoltà, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Oserei dire un pensiero proto-socialista, ma nel senso buono del termine. Poi abbiamo Oliver Twist, David Copperfield, in questo caso si può dire David Copperfield, perché sento quando si parla riferendosi, per esempio, io ho sentito il David di Donatello, no? Anglicizzato anche il nome. Allora, David in italiano David in inglese David. Tra l'altro questo errore è anche comprensibile, perché certe volte è facile dare degli ignoranti a destra e a sinistra. I ragazzi nati più giovani di me, quindi nati fine anni 60, primi anni 70, perché gli sentivi dire il David di Donatello e ti veniva da ridere, o il David di Michelangelo, insomma, perché loro da bambini avevano sentito parlare, imperversava in radio, in TV, gli accordi di Camp David messi, diciamo, avviati da Jimmy Carter, il presidente recentemente scomparso statunitense, e poi non ricordo chi fosse all'epoca, no, non era Sharon, comunque Israele e i palestinesi, insomma. Quindi loro da bambini sentono dire Camp David, David di Michelangelo, Donatello, ce n'è più di uno, mi sembra. Charles Dickens, comunque, ribadiamo. Poi abbiamo allora è stato un Tarzan molto famoso al cinema, ma è stato anche uno che ha vinto un oro e un bronzo olimpico nel nuoto. Stiamo parlando di Buster Crabbe. Poi, allora, abbiamo ancora una telefonata. La parola a chi ce l'ha? Buongiorno signor Pellegrini. Buongiorno. Allora, una notizia fresca detta dal nostro assessore Guido Guidesi. Peccato non darle, perché ogni giorno ci sono notizie nuove, mi dispiace a non dirvele, allora io ve le devo dare per forza, sono notizie interessanti. Allora l'UE, dice Guidesi, fa solo promesse alle aziende, intanto l'automotive muore di grain. Ecco, e fa ben poco per le aziende europee. Si potrebbe riassumere così, non dico tutto quello che ho letto in biblioteca, comunque in breve, il pensiero del nostro assessore Guido Guidesi, che è assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia e da pochi mesi anche, mi sembra, presidente delle Automotive Regions Alliance.
E poi voglio terminare, in Lombardia il settore è composto da 30.000 aziende, 100.000 lavoratori. Il 30% di queste aziende potrà lavorare per l'elettrico e anche per altri settori, ma 2/3 di queste rischiano di scomparire e così i posti di lavoro. Poi la notizia è molto più ampliata e lo dico in poche parole. Io la saluto e buon fine settimana anche a lei, arrivederci. Grazie Ricambio, allora grazie per questo supporto di informazioni. Idesi, che è veramente una delle figure più di spicco per le sue capacità in Lega. E proseguiamo, scusate, un impasse, stavo guardando se c'erano dei allora sì, c'era ancora WhatsApp. La sinistra continua con questa cagnara sul generale libico, ma forse non si è accorta che gli italiani del generale libico non gliene importa una mazza. Eh, Assolutamente d'accordo. Hanno voluto la diretta solo per farsi vedere, mostrare i muscoli. Hanno bullizzato Giorgia Meloni. Presidente del Coniglio, è bello che deve averci pensato. Cioè, io non so Berlinguer, se esiste un al di là, se c'è un al di là, io non so Berlinguer cosa stia pensando, Enrico Berlinguer, ma tutti gli altri, Togliatti, Gramsci, cosa stiano pensando su dove è finita la loro eredità. Cioè, questa ci ha pensato una settimana, ha fatto un diavolo a quattro per scatenare l'inferno. Certo, è anche un diversivo, così sembra che stiano facendo opposizione. L'opposizione è anche il mestiere dell'opposizione, quindi io non entro nel merito, perché magari la destra avrebbe fatto altrettanto, però il Presidente del Coniglio non si può sentire. Così come non si può accettare che ci siano parlamentari che sparano a destra e a sinistra, di destra, di Fratelli d'Italia, è una cosa insopportabile, vergognosa, tremenda. È diverso, quindi, per carità, ma Presidente del Coniglio no. Presidente del Coniglio siamo nel mi hanno insegnato quelli che capiscono di politica che il vero rischio della politica è il ridicolo. Tu puoi anche fare brutte figure, eccetera, ma il ridicolo San Giuliano ha chiuso la carriera politica proprio perché è finito suo malgrado nel ridicolo. E qui però dire Presidente del Coniglio, secondo me, ieri non mi sono espresso, oggi mi è scappato, ma non è il mio compito. Allora, chi ha inventato il telefono poco importa, l'importante è che stiamo telefonando. Grazie per avermi fatto ascoltare Mal of Kintyre. Con l'incedere degli anni sta abiurando il punk. Giammai Pier, per riportarti sulla retta via. Wow, Luca, lì mi tocchi al corazon. Siouxsie and the Banshees. Allora, Sveva, andremo a concludere questa trasmissione, preparala quindi quando io levo le tende, quindi prima delle 15, almeno 3 minuti prima, insomma. Siouxsie, o forse la pronuncia potrebbe essere Siouxsie and the Banshees, Swimming Horses. Quando allora siamo negli anni 70, nasce il punk, un giornalista, mi sembra, non so, o comunque un osservatore, disse che il punk finì quando Siouxsie firmò il primo contratto, perché il punk voleva dire anarchia, assolutamente. Allora non ho abiurato il punk, Luca, però io sono poligamo nella musica, quindi se vogliamo la musica elettronica, poi il punk, il dark sono la moglie. Dopo mi faccio tante di quelle amanti che metà basta, perché il panorama che offre la musica è troppo tentacolare, per cui, come diceva Oscar Wilde, l'unico modo per resistere a una tentazione è cedervi. Quando io sento qualcosa, adesso addirittura in tarda età, sarà non so io, innamoramento senile, come i Guns N' Roses, cominciano a piacermi i Guns N' Roses.
e quindi è lì, monogamo in amore, poligamo in musica. Andiamo avanti. Allora, dice, eravamo rimasti a Buster Crabbe, un grandissimo attore, grandissimo, cinema, TV, teatro, Romolo Valli, cade oggi il centenario, lui è morto relativamente giovane nel 1980, a 55 anni, quindi. Come pubblico, disse Romolo Valli, io sono smaliziato, sono esigente, non perdono il minimo errore e soprattutto non mi applaudo mai. Joe English, che era il batterista degli Wings, e poi abbiamo un fondatore del manifesto, Valentino Parlato. Non so se lo possiamo definire antesignano della sinistra radical chic, e poi comunque una figura di spicco della cultura italiana, degli intellettuali italiani. Alan Lancaster degli Status Quo. Poi gli anni di Bellugi, cantavano Elio e Storie Tese, purtroppo sapete, è morto il periodo del Covid, è stato calciatore dell'Inter e del Bologna. Diceva, se i ritiri facessero bene, la squadra dei carcerati sarebbe campione del mondo. Era anche molto apprezzato come opinionista, partecipava sempre alle trasmissioni, aveva sempre la battutaccia da toscanaccio ed era davvero ben voluto da tutti. Poi era a cuore Inter, anche se ha dato tantissimo al Bologna, ma lui non voleva andare al Bologna, solo che l'ha venduto, al Bologna ha dato tantissimo, e so che tanti osservatori dicono che pur avendo avuto una bellissima carriera, non ha avuto quello che avrebbe, diciamo, meritato per i mezzi, perché era un difensore spietato e tecnicamente bravo. Poi abbiamo Ernest Tolle, chi si ricorda, Non Stop, era il primo personaggio che scherzava un po' sull'omosessualità. Lui non lo era, però, è morto di Alzheimer, non era, ci teneva a farlo sapere. Suo papà, Karel Toll, era il disegnatore delle mitiche copertine di Urania. Vi ricordate i romanzi di fantascienza? Ecco, le copertine erano disegnate dal papà. La sua, credo, la battuta di esordio, scusate, sorella tosse. Mio papà voleva un maschietto, mia mamma una femminuccia, sono nato io e li ho accontentati entrambi. Ernst Toll. Poi figlio d'arte e non il cognome del padre, il padre José Ferrer, lui era Miguel Ferrer, che è scomparso 8 anni fa. Ancora calcio, abbiamo qui qui proprio non è una bella giornata per parlare di calcio per noi interisti. Ieri proprio, vabbè, ho perso l'appetito, stavo addentando una fiorentina, sono ghiotto di fiorentina e non amo particolarmente la carne, ma di fiorentina sono ghiotto, e io a un certo punto mi è passato completamente l'appetito, chissà perché. Perché abbiamo avuto comunque 3 giocatori importanti nella storia dell'Inter: Mauro Bellugi e poi Giuseppe Baresi, che è stato anche capitano dell'Inter, fratello di Franco Baresi, travagliato Brescia, e papà di Regina Baresi, giocatrice dell'Inter femminile e anche opinionista televisiva, anche se l'ho persa un po' di vista. Molto bella, molto brava come opinionista e anche come calciatrice, quindi ha travagliato, insomma. Hanno fatto strike con i fratelli Baresi. Poi abbiamo un attore che a me fa tanta simpatia, cioè, ma a me piaceva, è sempre piaciuto, è molto bravo, ha fatto un film formidabile come Crash, poi una serie televisiva abbastanza valida come The Blacklist, James Spader. Allora, se andate a vedere le foto, Sveva, capisci perché lui da giovane era biondissimo, tantissimi capelli, magro e bello, ma molto bello secondo me.
insomma, non è ingrassato come me, ma quasi, e mentre a me sono diventati bianchi, a lui sono caduti, quindi è calvo e grasso, e quindi che bello, che bello vedere di non essere gli unici. No, comunque ne ha guadagnato che come recitazione, cioè come recitazione, lui vale come recitazione, come bravura. Ecco, l'altro interista che oggi compie gli anni è il nostro Nicolino Barella. Ieri si è visto proprio, quando non c'è Barella c'è quello là che allena il Napoli, l'Inter ha 2-3 squadre, ne ha una e mezza, e soprattutto anche quell'una e mezza, se non c'è Barella manca tutto. E vabbè, ma non parliamo, vi ho raccontato, lo sapete tutti, lo dico ogni piè sospinto, la mia giovinezza nel football americano. Io quando pesavo 60 kg meno di adesso ho esordito in Serie B di football americano, perché non c'era la Serie C, e quindi la mia passione per il football americano, tra l'altro c'è il Super Bowl domenica, quindi mi raccomando, hamburger, patatine e tutto il junk food che caratterizza il popolo statunitense. Lo chiameranno junk food, ma a me un hamburger, un hot dog e patatine, io ancora sono come un bambino. Tra l'altro so che questo, hamburger e patatine, hot dog, fa parte del cibo preferito da Donald Trump. Nonostante lui sia miliardario, si fa queste sberle di hamburger, e quindi insomma, se piacciono tanto gli hamburger ci sarà un motivo. Allora, tra l'altro invece, sinceramente, io mi confronto, la maggior parte di quelli che ascolta questa Radio Libertà stravede per Trump, quindi dico anche cose che vanno nel verso sto carezzando nel verso del pelo. Però io sinceramente, io invece lo avrei votato pur di non vedere Kamala Harris, la sinistra, quella americana, che è la peggiore, forse quella italiana, non lo so. Io l'avrei votato, ma non ho nessuna simpatia per le figure, per i personaggi come Trump, anche se il suo precedente mandato, i 4 anni, li ha fatti molto molto bene, è stato un ottimo presidente, se non c'era il Covid veniva rieletto, questo va detto, mentre gli 8 anni di Obama sono stati disastrosi e quelli di Biden sono stati addirittura peggio. I peggio presidenti degli Stati Uniti erano tutti democratici, per carità, pace l'anima sua, a Jimmy Carter, Bill Clinton no, è stato comunque uno che ha gestito bene la situazione, anche lui però tra scandali e scandaletti. E insomma, dirò una cosa, che non solo io lo vedo, sembra quasi che i 4 anni che è stato fuori dai giochi lo abbiano stracaricato, e io sinceramente, parlavo in giro, lo vedo più giovane adesso di quando si è insediato 8 anni fa. Sembra più giovane, e datemi conferma, secondo me ha perso almeno, non dico, lui è grande, è più di 1,90 m, quindi non 5, 10 kg. È ringiovanito, è ringiovanito. Infatti non a caso ho letto che starebbe pensando a cambiare la Costituzione per poter fare anche il prossimo mandato, perché francamente avanti di questo passo io sinceramente non vedo chi possa impedirgli di vincere le elezioni se si presentasse di nuovo. Il suo vice, cioè, per il limite dei 2 mandati, però il limite parla di 2 mandati consecutivi, lui invece non ne ha fatti 2 consecutivi. Staremo a vedere cosa combina il vecchio Donaldo. Vi anticipo, molto interessante sarà, soprattutto per voi che amate Trump. Io ne apprezzo il lavoro, però, perché lavora bene, questo assolutamente. Lunedì con Maurizio Tortorella di Panorama, Vite parallele, Ronald Reagan, Trump. Ci sono molti punti di contatto, e soprattutto ci sono anche alcune frasi che caratterizzano Trump, in realtà sono state prese dal vocabolario di Ronald Reagan. Ronald Reagan, che dopo il Super Bowl del 1984 tra Redskins e poi la squadra che lo vinse erano non i Buccaneers,
non mi ricordo adesso l'amnesia. Comunque ci fu una meta incredibile, segnata da Marcus Allen, che era quasi omonimo del rallista, solo che il rallista era finlandese, lui invece era americano di colore. Cos'era lui? Un running back favoloso, un touchdown incredibile. Se andate a vedere, uno dei gesti sportivi più belli di tutti i tempi, secondo me, che abbia visto io almeno. E alla fine c'era Reagan che, quando consegna il trofeo, dice: i russi mi hanno chiesto di disinnescare Marcus Allen, ma io gli ho detto di no. Vabbè. Questo era Ronald Reagan, che però avviò un programma economico che invertì la marcia degli Stati Uniti di allora, nel 1980, quando si insediò. Facciamo sentire un altro branuccio dei Wings, se sei d'accordo. Lasciamo Paul McCartney sui Wings, andiamo con i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici. Strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie anno 2023 sono l'offerta di circa 408.000 posti letto, 7 ogni 1.000 persone residenti. I presidi residenziali attivi in Italia sono 12.363. A livello territoriale l'offerta è maggiore nel nord-est, con 10 posti ogni 1.000 residenti. Nel sud scende a 3 posti ogni 1.000 residenti. Gli ospiti ammontano a 368.000. Questa differenza del sud ce la ricorderemo quando si parlerà della riforma dell'autonomia che spacca l'Italia. È per il federalismo, per l'autonomia che abbiamo questa differenza? Direi di no, visto che non c'è nessuna forma di autonomia in Italia. Ma vabbè, se dopo le persone preferiscono avere questa differenza mostruosa, Tecne, cercheremo di fargli cambiare idea per il loro bene, che è una frase un po' fascista se vogliamo. Tecne, sicuramente paternalista, ma come diceva Kant, il paternalismo è il prodromo del dispotismo. La vicenda del rimpatrio di Al-Masri, conosce la vicenda? 78 sì, 22 non la conosce. Legittimo il comportamento del magistrato per il 40, pretestuoso per il 43. Una parte della magistratura usa il potere contro il governo, sì per il 44%, no il 40%, non sa il 16%.
La magistratura usa in modo improprio il potere per fare politica, sì 42, no 42, non sa 18. Una parte della magistratura è politicizzata, sì 48, no 38, non sa 14. Se si svolgesse il referendum per la separazione delle carriere, allora il 32 lascerebbe l'assetto attuale, il 68 le separerebbe. L'avviso di garanzia a Meloni rappresenta una reazione alla riforma del governo, sì 48, 41, no 40, non sa 19. Respira più fiducia il governo o la magistratura? Magistratura 39, governo 42. Governo batte quindi governo batte magistratura 42-39. Stop! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. È il loro primo appuntamento. Ti ha fatto strano l'invito a casa? No, e sono molti i pensieri che affollano la mente. Al primo anno di liceo ero già fidanzatissimo. Un romantico. O un pavido conservatore. Dal regista di Perfetti Sconosciuti. Io invece ero infomane. Controllati, era ironica. Con la mente, un film di Paolo Genovese, dal 20 febbraio al cinema. Sta arrivando! A febbraio! Paddington, c'è una lettera per te dal Perù. Zia Lucy è scomparsa. Devo trovarla. Ma l'Amazzonia è piuttosto enorme. Dobbiamo provare. Zampe in spalla! Si parte per un'avventura da veri orsi! Sarà divertente! Vedrete da dove vengo. Con la voce di Francesco Mandelli. Paddington in Perù, dal 20 febbraio al cinema. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Va ora in onda Oltre la pagina.
Di nuovo in diretta, nome latino per un gruppo anglosassone di status quo. Chi si riguarda? Tanti. Allora. Scrive Mario, ho acceso 2 minuti fa ed ero convinto che stavi parlando del nostro presidente che sembra ringiovanito. Non sto scherzando. Abbiamo parlato ieri di Oscar Wilde, il ritratto di Dorian Gray, e anche Mattarella comunque nel suo. Io devo dire la verità, lo sapete, l'uranio impoverito, eccetera. Poi sono comunque sono una persona che non dico di mutevole opinione, ma vive anche di impressioni. Onestamente, tanto io mi sento francese, però quando Macron l'ha lasciato sotto il diluvio, una persona di 80, per quanto in perfetta ottima salute e forma come Mattarella, 82-83 anni, lo ha lasciato, cioè fosse stato comunque anche l'ultimo scalzacane, come suol dirsi, era già un'immagine orrenda. Un signore di 82-83 anni, quelli che ha, presidente comunque di un paese importante come l'Italia, lasciarmelo lì sotto la pioggia in quella maniera. No, comunque Mario, stavo parlando di Trump che ho visto dimagrito di 10 kg, ringiovanito e fornito di un'energia davvero unica. Tra l'altro, nell'anno ci sta tutto? Mi scrive Carlina, e allora è proprio il caso di votare il Salva Milano. Gioco di parole. E poi abbiamo no, non abbiamo altro. Come vi ho anticipato, adesso dovremmo avere in collegamento Simona Lauizzo, parlamentare leghista della Commissione Cultura Montecitorio, per parlare proprio del decreto cultura, e in questo momento non è ancora disponibile, quindi facciamo una panoramica. Vigilante spara un ladro a Roma, il rapinatore è morto, centrato da un colpo durante un tentativo di furto in appartamento. Poi von der Leyen difende la Corte dell'Aia, sia libera di lottare contro l'impunità. Una delle vittime delle torture del generale al-Masri martedì sera a Strasburgo. Salvini, nuova rottamazione delle cartelle per 10 milioni di italiani. Giorgetti, d'accordo. Stati Uniti, ok alla sperimentazione di trapianti di rene maiale uomo. Vabbè, questo è quella roba là che non mi interessa, che si svolge in una località ligure. Von der Leyen, la CPI deve continuare a lottare contro le impunità globali. La risposta della Presidente della Commissione europea all'ordine esecutivo firmato da Trump contro la Corte dell'Aia. Mondiale di sci e Super G maschile, oro Odermatt, Paris il migliore per l'Italia, paura Goggia, cade a 120 chilometri. Paura noi, non lei, questa è bergamasca, aerobica, ma ancora è fatta con fibre di carbonio, non lo so, è fantastica, è l'immagine della forza. Io credo, ma questo parere così in libertà, tanto sto chiacchierando perché stiamo aspettando che si riesca a stabilire, perché in questo momento il telefono è occupato. Io credo che faccia molto di più per i diritti, per l'emancipazione femminile, un'immagine come quella di Sofia Goggia, perché lì anche un uomo è bella, è anche bella, affascinante, a mio avviso anche, la parola non è giusta, ma non è corretta, e ha la sensualità di una donna nei confronti di un maschio eterosessuale, ma è forte, terribilmente forte dentro e fuori, e quindi credo che sia molto più lei, faccia molto più bene lei alla causa delle donne che sono ancora discriminate e maltrattate, di tanta retorica demagogica, quota rosista. Questo è il mio pensiero, poi si può discuterne sopra. Sulle quote rosa, per me sono sbagliate. Per le donne toste le quote rosa sono sbagliate, perché le donne dicono: me lo guadagno io,
non perché donna, perché me lo merito, però c'è anche il fatto che nasce per dare la possibilità alle donne di emergere. Pensione, perché bisogna pensarci da giovani, anche se forse arriverà a 70 anni. Cosa fa ora Al-Masri in Libia, eroe in divisa? Tutti sapevano che Roma l'avrebbe liberato. Lui è un killer, elimina gli indesiderati. Si indaga sull'elicottero di Romagnati, il decollo, il video, lo schianto nella nebbia. L'esempio del padre, il volo, i figli, chi era? Questo è sempre, sono sempre sul sito del Corriere. Iliad vuole team, l'incarico all'Hazard, i contatti con il MEF, il titolo sale in borsa. Il regalo di Netanyahu a Trump, un cercapersone dorato, un beeper con la scritta usare con 2 mani. Martellate agli agenti, sarà di nuovo operato l'assalitore francese, giallo sugli spostamenti. Montaruli, il Bau Bau in TV, Furfaro e il PD mi lapidano, no a una condanna a vita. Beh, allora andiamo ancora avanti, poi magari anticiperemo il Segui la Lega. Roccaraso, Ivan al posto dei pullman contro il numero chiuso, le gite scontate a 9,9 euro. Gilda Sportiello dei 5 Stelle, ho abortito, non me ne vergogno, lotto contro lo stigma sociale. Bellucci, il nuovo talento del tennis, la favola del coetaneo di Sinner che batte Medved. La nuova vita di Chico Forti, potrebbe lasciare il carcere a Pasqua, studia per fare il pizzaiolo. Stasi, respinto il ricorso contro la condanna per la morte di Chiara, sarà libero fra 3 anni e mezzo. Metà giornata a fare certificati, dopo 31 anni lascio, mai più medico di base. Questo. Passiamo a leggere cosa dice Repubblica. Scontro sulla CPI, von der Leyen, la Corte sia libera di lottare contro l'impunità e dare voce alle vittime. Il caso, atto d'arresto pronto, ma Nordio lo ignorò, inchiesta bis sul ministro per la vicenda Masri. Il procuratore del CSM ha chiesto l'apertura di una pratica tutela di Lovoi, il riso da Meloni. Il governo Palazzo Chigi si tira fuori e scarica sulle procure, anche loro hanno i server di Paragon. La denuncia, spiati attivisti di Mediterranea e giornalisti, all'Italia tolto il software. Paragon, Salvini evoca scontro tra servizi, Schlein, se sa qualcosa venga in Parlamento. Roma, morto il ladro colpito dal vigilante, l'uomo ha sparato, un vigilante, non un carabiniere tra l'altro, quindi lì siamo un po' diversi, siamo nel privato. L'uomo ha sparato 10 colpi contro i rapinatori in fuga ed è indagato per omicidio. Questo, vabbè, vedremo se siamo di fronte alla solita questione che in Italia l'eccesso di o legittima difesa o altro, staremo a vedere. Il capo dell'Agenzia Mondiale Antidoping, Sinner, responsabile per l'azione dei suoi collaboratori. E poi basta, andiamo su Dagospia. Vediamo. Andiamo su Dagospia, sempre naturalmente aspettando di avere in collegamento Simona Loizzo per parlare del decreto cultura. Come si diventa king con la fame? Rino Barillari, fa 80 anni e racconta la sua vita di re dei paparazzi. 164 accessi in ospedale, 11 costole rotte, una coltellata durante un derby Roma-Lazio, 76 macchine distrutte, macchine fotografiche immagino, e 2 anni sotto scorta. Il cazzotto di Depardieu non so cosa gli sia preso. Corona non è un paparazzo, è un venditore di servizi. Trump, fotografato l'ex moglie Ivana a Ponza, cercava un bancomat, l'ha accompagnato a un orotto per fare più scatti mentre lei era arrabbiata. Le foto che vorrei fare, quella che sveli è il mistero di, vediamo se troviamo. Allora, no, qui non si trova. Comunque se andate sul sito di Dagospia lo trovate.
Tra Lega e Fratelli d'Italia volano cartelle esattoriali. Dopo la bocciatura in manovra, Salvini torna a chiedere una rottamazione delle cartelle in 120 rate e lancia una bordata al meloniano Maurizio Leo. Con tutto l'amore, il concordato proposto dal vice ministro non è stato risolutivo. Fratelli d'Italia frena la Lega e punta sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio, ma il Tesoro frena perché c'è un problemino: mancano le coperture. Vi ricordate di Daniele De Martino, il neomelodico palermitano che cantava contro i pentiti di mafia e si faceva fotografare con i boss? La finanza gli ha sequestrato beni per 220.000 euro. Cronache del sottoscala: Barbara Berlusconi entra nel CDA della Scala. Regione Lombardia indica la terzogenita del CAV come proprio consigliere nel consiglio d'amministrazione del Piermarini. È impossibile difendersi da grafite o grafite, chi lo sa la pronuncia. Il software della società israeliana Paragon, usato per spiare 7 persone in Italia, è in grado di penetrare qualunque telefono, anche criptato, tramite una tecnologia zero click. Basta ricevere un file PDF o un'immagine con infilato un trojan per essere infettati anche senza cliccare. A quel punto gli spioni hanno accesso totale al dispositivo. Sono in grado di usarlo per registrare, filmare, fotografare e leggere i messaggi inviati tramite app crittografate come WhatsApp e Signal. Un servizio molto delicato, tant'è che i clienti della Paragon sono solo gli stati, non i privati. Sai dove deve infilartelo sto braccio? L'artista francese James Colomina ha installato un braccio rosso teso in una stazione di ricarica Tesla a Barcellona per irridere il gesto di Elon Musk durante la celebrazione per l'insediamento di Trump. Un atto provocatorio per denunciare l'influenza pericolosa di alcuni personaggi. Poltrone e sofà, così non si può fare. L'antitrust ha avviato una istruttoria sull'azienda che produce divani e poltrone per pratica commerciale scorretta. Gli artigiani della qualità non indicherebbero in modo corretto i prezzi e gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali. Nei suoi spot la società parla di prezzi ribassati e di percentuali di sconti, calcolati rispetto a prezzi pieni che nella sostanza non verrebbero mai o quasi mai applicati. E poi fuck you. Google ha introdotto una filigrana digitale per identificare le foto create o modificate con l'intelligenza artificiale generativa. Anche Adobe ha deciso di puntare su sistemi simili. E poi abbiamo ancora Hollywood, Inquisizione Woke, il caso di Carla Sofia Gascon scaricato da tutti dopo che sono emersi con i suoi vecchi tweet razzisti. Allora, perfetto, lo facciamo partire qui Parlamento e andiamo con il prossimo argomento. Qui Parlamento. Qui Parlamento, per parlare del decreto cultura, lo facciamo con la nostra ospite Simona Izzo, che rappresenta la Lega in Commissione Cultura a Montecitorio. Benvenuta onorevole Loizzo e grazie per essere qui a disposizione dei nostri ascoltatori. Benvenuta. Buon pomeriggio a tutti, è veramente bello poter dire 2 parole sul DL Cultura. Allora, DL Cultura si fonda, c'è questa definizione, questo diciamo targa, direi, no? Piano Olivetti per la cultura. Mi sembra che è lì che è rotta quello che è stato varato e votato ieri a Montecitorio, 149 sì, 98 no, in prima lettura. Va adesso la parola al Senato. Questi sono gli aspetti, diciamo, di maggior rilievo, secondo lei, secondo la Lega, di questo decreto. Poi parleremo anche, ho visto un suo intervento, anche sulla questione delle tutele delle soprintendenze. Intanto, anzi, se vuole ne parliamo subito, perché storicamente la Lega voleva togliere il vincolo di soprintendenza. Sì, ha ritirato prego. Questa è una battaglia che noi non molliamo. Abbiamo condiviso il ritiro dell'emendamento soltanto perché abbiamo avuto assicurazione da tutte le parti della maggioranza di poter procedere a realizzare questa nostra battaglia. Innanzitutto bisogna dire che non riguarda i beni monumentali ma esclusivamente paesaggistici, per ridare le parole ai sindaci, agli amministratori locali che più di ogni altro comprendono il valore del paesaggio sul territorio e ne sono principali difensori. Quindi diamo non alle sovrintendenze
distanze spesso lontane sia fisicamente che dal punto di vista affettivo ai luoghi su cui sono chiamate a pronunciarsi, ma bensì restituire la parola sui vincoli agli nostri amministratori locali. Io credo che le proposte di legge presentate alla Camera e al Senato faranno strada subito, perché c'è l'accordo di tutte le parti. Probabilmente la sede, il DL Cultura, è stata l'occasione perché venisse fuori chiara la posizione della Lega, ma da qui a poco il parere della sovrintendenza noi lo affronteremo nelle PDL cercando di contenerlo nella maggior parte dei casi in cui i vincoli sono spesso a causa di anni e anni di tempo perso per avere il legittimo permesso per i legittimi usi dei cittadini. E, per quello che ho letto, infatti, mi sembra che non sia un problema interno alla maggioranza, ma sia il ministro Giuli che non condivideva questa proposta, e quindi, come ha detto bene lei, con la proposta di legge si dovrebbe ottenere comunque il risultato. E come ha ricordato, è una battaglia storica della Lega quella di togliere il parere vincolante alle soprintendenze. Quindi diciamo che magari avremo occasione di sentirci quando verrà approvata questa proposta di legge, quindi quando ci sarà il risultato che la Lega sta cercando di ottenere da molto tempo. Sì, Quali sono, assolutamente sì. onorevole Loizzo, quali sono gli aspetti comunque che ritiene di maggior rilievo in questo decreto cultura? Io credo che sia il mood che sottende al decreto, finalmente portare la cultura nelle periferie, nelle zone spopolate, nei piccoli borghi che a noi interessano molto, nei luoghi in cui va presidiato il territorio da un punto di vista sociale e di povertà economica. È proprio un ribaltamento rispetto a quello che era la tendenza della sinistra di racchiudere la cultura in un mood radical chic di scarsa condivisione con le masse, e quindi diciamo una rinnovata attenzione verso quelle fasce, quelle periferie urbane a cui noi dedichiamo principalmente il nostro interesse. Noi non siamo un movimento di lobby, noi siamo un movimento popolare a cui interessa che la cultura sia fruibile da parte di tutti. Poi tra le novità c'è la riscoperta del patrimonio artistico e culturale del Mediterraneo, infatti viene più volte citato Mattei anche per questo, proprio perché c'è un patrimonio del nostro mare culturale che va riscoperto, che va digitalizzato, addirittura proposte di formare in Italia eventuali digitalizzatori che vadano nel Mediterraneo a insegnare come si digitalizza il patrimonio culturale, proprio per evitare che quando una guerra, un evento diciamo catastrofico distrugge intere parti dell'eredità del Mediterraneo, si possa recuperare attraverso opere di digitalizzazione. Poi una grande attenzione ai libri e alle biblioteche, ma anche agli istituti culturali. Finalmente i nostri circoli culturali di quartiere del piccolo paese possono essere attenzionati come forma di promozione culturale sul territorio, e l'attenzione sulle biblioteche storiche ma anche sugli editori, perché noi abbiamo grandi editori italiani, una grande tradizione nell'editoria e una grande attenzione alla carta stampata, quindi anche contributi nei quotidiani
quotidiani cartacei per la pagina della cultura, che era una cosa ormai dimenticare. E poi il Museo della Fotografia Contemporanea, anche lì noi abbiamo grandi fotografi che oggi però non trovavano un museo della fotografia, che invece è stato istituito con questo decreto. Gliel'ho detto in breve, ma gli ho dato ai nostri ascoltatori degli spunti di riflessione su che cos'è il DL Cultura secondo la maggioranza. Infatti, prima di lasciare i suoi impegni, onorevole Izzo, mi sembra che sia questo il punto. Il Mood ha parlato, cioè il fatto che mi sembra di aver capito che l'indirizzo è questo. La cultura non più vista come un prodotto per elite nei salottini, eccetera, ma un prodotto che entra in competizione con gli altri aspetti della società. Se non, lei ha parlato delle realtà magari degradate, se dove c'è la malavita comincia a portare la cultura, ma non intesa quella con la puzza sotto il naso, eccetera, ma quella vera, probabilmente otterrò dei risultati diversi. Se non ho capito male, il mood di cui parla lei è questo, o sbaglio? Sì, è proprio questo, andare verso le masse povere, utilizzare la cultura come momento di acquisizione di civiltà e non di autorevolezza educativa come è stato per la sinistra, cioè andare dalle masse per formarle ad una cultura che poi viene gestita da pochi. Noi il processo è esattamente inverso. Benissimo, allora grazie ancora a Simona Loizio e risentirci presto. Grazie, buona giornata, arrivederci. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te, Azione Lepre, sono sul sito, o seguisca te, quello lo devo dire, se no alla Pellegrina segua te la Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, tutto si può fare su questo sito, firmare, avete sentito insomma anche i fatti di ieri in Piemonte, eccetera, quindi firmate per sostenere le forze dell'ordine e anche le proposte della Lega all'interno del DDL sicurezza. Poi il calendario delle feste, importantissimo, siamo ormai verso il fine settimana, iscriversi alla Lega è facilissimo, 10 euro tramite PayPal, poi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Se di mezzo ci sono posti italiani, io consiglio a tutti ampi e profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Poi ancora il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera difesa dell'Italia in Europa, non ti costa nulla, sono soldi dello Stato, ma noi abbiamo questa facoltà, indicargli con una sigla dove spenderli. In questo caso questo è un redazionale della Lega e noi indichiamo veramente col sole in fronte il D43 per la Lega nel tuo 2 per 1000. Il D di Domodossola alle 4, lo sapete, al venerdì, le 4 stagioni come la pizza che mangerete stasera insieme ai colleghi di lavoro, gli amici, mangeremo. 3 è il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, vale a dire i suoi politici, Armando Siri, Nel cuore della notte, domani mattina all'alba, in ora antelucana per chi vi parla, alle 6:30, Armando Siris, responsabile del Dipartimento Scuola della Lega, Rai 2, su Rai 2. E poi martedì avremo il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, rubrica Economia Sky TG24 17:15, il sottosegretario alla programmazione economica Alessandro Morelli mercoledì 12 febbraio, sempre la rubrica Economia, sempre Sky TG24, ancora Economia Sky TG24 sempre 17:15, Massimo Garavaglia, siamo giovedì 13, e venerdì Rai Start, venerdì era oggi, quindi scusate, Garavaglia l'ultimo di questi appuntamenti per la prossima settimana, poi vi aggiorneremo continuamente. Intervallo e tra qualche minuto parola di scrittore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Allora, eccoci nuovamente in diretta e andiamo con la chiusura delle trasmissioni che ormai è affidata da anni a una trasmissione ormai storica, una rubrica storica come Parola di scrittore,
che lo sapete si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Voglio ricordarvi anche che Patrizia si mette a vostra disposizione se avete il libro nel cassetto, potete inviarlo per via postale ad Ardèche Comunicazione, scritto Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga 4, questo è l'indirizzo, il codice d'avviamento postale, il CAP 20144 Milano. Se lo avete in formato elettronico lo potete inviare a Press 2, Press come si pronuncia, 2 di numero, @ardèchecomunicazione.com, Ardèche Comunicazione è tutto attaccato. E oggi andiamo a parlare di un ritorno, no? Perché ha fatto poker Andrea Malvezzi, detto il Foresto. Morte al faro, le indagini del Foresto, editore You Can Print, 15 euro, 206 pagine, lo trovate in tutte le librerie e anche in tutti i centri di vendita online. L'autrice, è un ritorno anche per lei qui ai nostri, graditissimo ritorno ai nostri microfoni, Chiara Forlani. Bentornata Chiara, grazie per essere di nuovo con noi. Buongiorno Pierluigi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Io sono ovviamente molto contenta perché è bello, diciamo, chiacchierare con voi, perché è una chiacchierata questa, è molto tranquilla ed è anche molto bello tornare, insomma, a parlare del mio personaggio preferito, spero anche preferito di un certo numero di lettori, che è appunto il Foresto. Beh, il numero di lettori, Chiara, è chiaro, cioè è il quarto ritorno, ho fatto poker, quindi su quello non ci piove. È un personaggio molto gradito, amato. Ho letto qualche recensione di tuoi lettori, si stanno sempre di più, quello che mi ha colpito, sono molto affezionati al personaggio. Hai fatto centro, il Foresto Andrea Malvezzi ha fatto centro. Attilio Malvezzi, perché Attilio è un nome un po' antico e siccome queste sono avventure ambientate negli anni 50 è giusto, secondo me, che anche i nomi chiedo venia per questo quelli... grave errore, perché non so perché ho messo Andrea, mi devi scusare, hai ragione, Attilio è un nome che richiama anche l'atmosfera degli anni 50 nel quale si ambientano questi romanzi. Sì, infatti siamo subito dopo, se ti ricordi il precedente romanzo era ambientato durante la grande alluvione del Polesine del 1951, novembre del 1951, ne abbiamo parlato, e adesso siamo nel 1952, quindi ad aprile, subito dopo questo gravissimo evento. Tutti gli abitanti della zona del Po in qualche modo stanno cercando di rimettersi in piedi con estrema difficoltà. Sappiamo dalla storia, quella con la S maiuscola, che molti non faranno mai più ritorno, insomma, nel Polesine, soprattutto perché hanno trovato così ospitalità altrove e il Polesine poi è stato dichiarato proprio zona depressa per questo motivo, insomma, successivamente all'alluvione. Stavolta però ci siamo spostati un pochino rispetto alla zona del Ferrarese, siamo andati verso il mare, perché tutta l'acqua va sempre verso il mare, no? I fiumi vanno verso il mare, e il romanzo è ambientato sull'isola dell'Amore, che è un luogo meraviglioso. Io spero che tu ci sia andato o che tu ci vada in futuro, perché poi insomma c'è un ristorante bellissimo situato proprio dentro un faro, ed è situato proprio praticamente tra Goro e Comacchio, insomma nella zona del delta del Po. Tra l'altro non ci sono andato, ma visto che adesso stiamo mandando, non so dove sia venuto fuori, sono costernato e imbarazzato, perché quell'Andrea non so, sotto controllare dappertutto, avevo scritto sempre Attilio, sulla sinossi di oggi, per oggi, preparata per questa intervista, mi è scappato Andrea, non lo so, è bruttissimo sbagliare i nomi, io personalmente ho sempre detestato quelli che sbagliano i nomi, capitava in passato che mi chiamassero Gianluigi, li sbranavo, quindi puoi immaginarti il mio imbarazzo. Per fortuna tu sei comunque molto generosa e quindi sicuramente mi perdonerai.
volevo tornare, dicevo che noi stiamo andando anche sul digitale televisivo terrestre. Io mando in loop le immagini e ho visto, mi hanno colpito moltissimo perché non conoscevo questo posto, il Faro, dove c'è anche questo ristorante, e ho messo anche in loop un po' di immagini, di foto, perché come stavi dicendo tu, non c'è bisogno che lo confermi io, ma volevo veramente dirtelo che sono posti fantastici, sono posti meravigliosi. Sì. E quindi Io assolutamente sono andata in luna di miele in luna di miele no, ma così una luna di miele tardiva con mio marito. Veramente sono luoghi dove ci si può perdere sia con la fantasia che con l'immaginazione, e sono luoghi che ispirano anche l'amore. Dopo il mio romanzo è un romanzo giallo, quindi non c'è solo l'amore, c'è anche altro. Ecco, noi non spoileriamo, comunque diciamo che questa volta Attilio Malvezzi, questo lo si può dire, passa dalla parte degli accusati, e ci sono degli sviluppi che chi leggerà il romanzo potrà conoscere. Volevo tornare all'inizio. Sicuramente, io me lo immagino, posso immedesimarmi, è quello che io domando sempre a chi come te ha una serialità del proprio personaggio, e comincia a essere veramente una serialità importante. Quanto sei affezionata tu al Foresto, e ti sei mai chiesta quali possono essere gli aspetti che hanno, diciamo, bucato, come dicevo prima io, no? Perché c'è il fatto stesso, appunto, il quarto libro dedicato al Foresto significa che ha veramente incontrato il favore dei lettori. E mi domandavo, però, io ho percepito grande affetto, un legame con il Foresto, quindi tu hai disegnato un personaggio che funziona benissimo. Io mi chiedo, secondo te anche questa tua scelta di ambientare queste avventure, questi romanzi, questi gialli, questi thriller negli anni 50, può avere in qualche modo contribuito a dare quel fascino, mi viene da dire il fascino del bianco e nero, il fascino di una società che comunque i boomers hanno conosciuto, quelli dopo di noi possono immaginare, ma che c'è stata e che ha tutto un fascino, perché è stata la fase seminale di quello che è stato il benessere italiano, che tutto sommato tra alti e bassi continua ad esserci, per fortuna. È anche questo che... Guarda, io... Sì, prego. Dimmi pure. No, io volevo dire se anche credo che questo sia... Continua, parla. Credo che sia fondamentale quello che hai detto, nel senso che anche se da lì è nato, diciamo, il periodo del benessere italiano, quelli sono ancora anni di grande povertà, soprattutto nelle zone della Bassa, dove è ambientato, appunto, dove sono ambientati questi romanzi. Io mi sono documentata moltissimo e invito sempre i miei lettori ad andare a vedere su YouTube, insomma su internet, i filmati dell'epoca, quelli in bianco e nero che dici tu, che hanno un fascino infinito, ma dove si vede veramente tantissima povertà, ma la povertà, la gente del Po di Antonioni è veramente gente che vive di niente, che ha un solo vestito da mettersi e forse, se va bene, uno per la domenica. Quindi credo che il valore aggiunto di questo i valori di questo personaggio siano due. Il primo, di aver ricostruito l'Italia contadina, l'Italia dei pescatori, degli operai, insomma l'Italia povera che c'era ancora a quei tempi, negli anni 50. E il secondo riguarda proprio il personaggio, che forse un pochettino mi assomiglia, anche se sembro, a chi mi conosce, sembra una persona più solare. Questo è il mio è un personaggio pieno di dubbi e di contraddizioni interiori. Come forse ricorderai, lui si è sparato da solo un colpo alla testa durante la seconda guerra mondiale, quindi ha questo proiettile che gli sta solo nel cervello, e questo gli provoca tutta una serie di contraddizioni mentali, e in questo nuovo episodio lui andrà proprio a cercare il suo passato, che in realtà lui non ricorda. Quindi andando in questa zona, in questo territorio così semidesertico, lui ritroverà un po' se stesso e ritroverà un po' del suo passato, sempre in modo confuso, ovviamente. E questo, quindi,
la capacità di creare questo personaggio che ha anche degli aspetti particolari come quello che hai ricordato. E pensavo anche, come stavi parlando degli anni 50, sicuramente molto più poveri, ma forse più liberi. Non tanto, c'erano pregiudizi, c'era ancora, eravamo in pieno bigottismo cattolico, eccetera, però come persone, come individui, eravamo noi più liberi, meno legati magari alla scala sociale, alla necessità dei symbol, eccetera, più autentici forse, ma anche quello che fa rimpiangere quei tempi, che ci fa dare uno sguardo con grande affetto a quegli anni. Ma sì, diciamo che erano anni in cui c'erano ancora dei grandi ideali, che adesso forse abbiamo un po' perso, o perlomeno non sono così netti come a quei tempi, non si crede più così tanto e ciecamente in un'idea. Ecco, in questo romanzo io ho inserito anche un po' di aspetti che riguardano la politica, cosa che non avevo fatto prima, cioè la contrapposizione in qualche modo soprattutto tra sinistra e chiesa, insomma mondo clericale, che sono argomenti per me anche un po' ostici, ma secondo me molto importanti, perché noi ricordiamo che Giuseppe Garibaldi ha trovato rifugio nella sua fuga dagli austriaci proprio nel delta del Po, cioè è lì che è riuscito a fare perdere le sue tracce ed è lì che ha perso anche la sua amata moglie Anita Garibaldi, che fra l'altro era incinta del suo quarto figlio. Quindi sono zone molto misteriose, ma zone in cui si sono spesso manifestate dei sentimenti, degli ideali molto forti. Anche la lotta partigiana, per dire, molti partigiani hanno trovato rifugio, e anche la loro fine, e sono stati anche perseguitati nel delta del Po. Quindi sono terre così in cui dove finisce la terra c'è subito il mare e non sai bene mai se hai i piedi sulla terra oppure se hai i piedi in mezzo all'acqua. Quindi questo è proprio un po' il territorio che è sempre un po' il protagonista nei miei romanzi, rende forse la storia più affascinante ma anche più nebulosa. Pensavo anche il Foresto, no? La scelta di questo soprannome per Attilio Malvezzi è di per sé evocativo. Magari se si è da altre parti d'Italia non lo so, ma per esempio da dove vengo io, tra Friuli e Veneto, Forest, no? O Foresto, cioè straniero. Però la cosa che era attinente in quegli anni, il Forest a San Vito del Tagliamento, il Forest era sia quello di Motta di Livenza che quello di Benevento, cioè era anche una visione molto, no, forse anche per questo più autentica, perché poi si è arrivati al campanile con un'accezione negativa, ma in realtà è molto di comunità, quindi il Forest era tutti coloro che, certo che poi ci sono gli aspetti negativi di questa mentalità, però c'era ed era condivisa ed era forte. Ecco, questa scelta, non te l'ho mai chiesto, come sei arrivata a scegliere il Foresto? Ma ecco, il termine foresto è anche questo una contraddizione, se vogliamo, che è un po' la caratteristica dei miei romanzi, nel senso che lui, Attilio, non è realmente foresto, lui è nato sull'Isola Bianca come tutti gli isolani, ma come gli altri, sono come i suoi parenti, ma siccome durante e dopo la seconda guerra mondiale lui in preda a questo delirio dovuto al proiettile che appunto ha nel cervello e che nessuno ha avuto il coraggio di estrarre, si è perso, ha iniziato a vagare senza meta e non ricorda neanche lui dove ha vagato. Quindi quando è stato costretto a fare ritorno sulla sua isola natale, che è un'isola in mezzo al Po, vicino a Ferrara, diciamo vicino alla riva del Po di Ferrara, è stato considerato un foresto proprio perché veniva da fuori, veniva da un altro luogo che non si sa quale fosse. Però contemporaneamente foresto vuol dire anche persona selvatica,
e lui è molto selvatico, quindi ho messo insieme, è nato così, insomma, questo soprannome proprio dalla sua selvatichezza, dal fatto di non essere addomesticabile e di essere una persona spesso piuttosto brusca, a volte scontrosa, ma anche molto buona d'animo. E anche per questo lui aiuta un maresciallo dei carabinieri che è un inetto, ma suo amico, a risolvere insomma tutti i casi che gli capitano tra le mani. E questo è un caso che presenta degli aspetti comunque nuovi e diversi, no? Ho già parlato quello della politica e poi diciamo di continuo c'è sempre questo confrontarsi al proprio interno, con la propria interiorità. La domanda quindi c'è un quinto? C'è un quinto? Nel cassetto c'è il quinto ritorno del Foresto? Ma io non lo so in questo momento, so che ho diversi lettori che dopo un annetto, diciamo, che è uscita una storia, cominciano a perseguitarmi, soprattutto sui social, perché dicono che sentono la mancanza di queste storie, insomma, la mancanza del Foresto e della sua gente, perché lui ha con sé tutta una serie di famiglie, insomma, la sua storia d'amore, il Foresto. Ecco, quello si può dire, perché già si sapeva che la sua novella moglie, cioè Adele, la maestrina del paese, è in dolce attesa e in questo episodio le tocca, insomma, dico le tocca perché anche il parto avviene ovviamente in modo mirabolante, ma non ve lo racconto perché spero che chi ascolta leggerà il romanzo. Quindi mi hanno già suggerito che questa bambina, perché si sa già anche dal romanzo precedente che è una femmina, perché lui percepisce che è una femmina, non perché allora ci fossero le analisi prenatali del sesso del nascituro, potrebbe diventare una piccola protagonista in qualche modo della prossima storia. Adesso devo ancora riflettere su come fare. Ma tu ecco, comunque ti posso dire, scusa Pierluigi, certo. Dopo le tue trasmissioni a me arrivano un sacco di messaggi di gente che legge il romanzo in seguito agli interventi che ho fatto nelle tue trasmissioni. Te lo dico perché tu lo sappia, perché è una cosa bella. Vabbè, a me non serve qualcosa ogni tanto. Chiara, io ti ho fatto una domanda, che c'è un retropensiero, perché tu hai scritto altri romanzi. Hai magari fatto i conti, hai paura di legarti troppo? La paura non è il termine giusto. Stai riflettendo perché stai riflettendo sul fatto che il Foresto potrebbe prenderti la mano ed essere magari non più tu che guidi, ma lui che guida te, anche sulla base dell'istanza dei lettori, perché penso sia non una tentazione, ma una situazione molto, per chi come te poi conosce il successo del proprio personaggio, sia una situazione abbastanza inevitabile. Volevo chiederti questo, appunto, se tu pensi di proseguire, perché hai scritto tanti altri romanzi e dove non c'entrano con il Foresto. Ma io vado avanti in parallelo con le mie storie, c'è sono una serie ad esempio di romanzi gialli comici ambientati a Trieste che fanno proprio ridere, quindi tutt'altro, ambientati ai giorni nostri a Trieste, e anche quella sta andando avanti come serie. Adesso va avanti la serie del Foresto. Io spero di non essere ridotta un giorno o l'altro come la protagonista del film tratto dal romanzo di Stephen King, Misery non deve morire, che insomma praticamente è stato quasi fatto fuori l'autore di un romanzo perché aveva deciso di far morire la sua eroina, quindi non scrivere più storie di quell'eroina. Per adesso i miei personaggi mi calzano a pennello, cioè mi stanno bene, ho voglia di continuare a scrivere le loro storie, poi non ti so dire se mi devo nascondere, se smetto di scriverle oppure se riesco a sopravvivere, ecco.
Noi comunque siamo sempre qui a tua disposizione, noi siamo Radio Libertà, parola di scrittore, naturalmente la collaborazione preziosissima di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Vi ricordo Morte al Faro, le indagini del Foresto, editore Iuca Imprint, 15 euro, 206 pagine, lo trovate in tutte le librerie e ovunque anche online. Chiara Forlani, la sua autrice, l'abbiamo al telefono, la salutiamo, la ringraziamo e a presto Chiara, e grazie di tutto. Grazie mille Pierluigi e grazie anche a Patrizia Gallini. E buona giornata a voi. Benissimo, togliamo la condivisione e andiamo alla conclusione di Oltre la pagina. Vediamo se ci sono. Allora, però bisogna accettare il messaggio, se no non entra. Mi scrive Gian, non so. Adesso ormai sono in chiusura, quindi Gian, intanto grazie lo stesso. Ci lasciamo con Swimming Horses di Siouxsie and the Banshees. Grazie davvero, chiude alla grande in modo strepitoso Sveva la sua prima settimana di fuoco. Grazie davvero e complimenti per tutto il tuo lavoro, la tua collaborazione, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce